Buonasera a tutti e devo dire è per noi un grande onore questa sera avere qui in Ateneo la professoressa Francesca Ghedini che concluderà il nostro corso di archeologia di quest'anno. Per la comunità archeologica il nome Francesca Ghedini è non noto ma notissimo, però mi piace ricordare che la professoressa Ghedini è professore emerito presso l'Università di Padova, ha al suo attivo più di 300 pubblicazioni, si è occupata di moltissimi argomenti di archeologia classica che vanno dall'architettura alla scultura, alla pittura, al mosaico, ma direi che il suo occhio più puntato è sempre stato sull'iconografia, quindi sullo studio delle immagini. Immagini che lei è riuscita a far parlare partendo dalla iconografia greca e romana e abbinandola con quanto ci viene tramandato dalle fonti, ma anche dai poeti, dagli storici e dagli scrittori antichi. Quindi credo che questa sua conclusione sia la migliore conclusione che potevamo avere per il corso di quest'anno. Vorrei anche dire però che ultimamente la professoressa Ghedini è diventata una romanziera. Nel senso, e dopo ce lo spiegherà sicuramente lei meglio di quello che posso fare io, però alcuni suoi ultimi libri sono libri da un lato molto divulgativi, nel senso che sono accessibili a qualunque tipo di pubblico, archeologo, ma soprattutto non archeologo. Sono libri che io vi dico la verità, si divorano e che raccontano le storie di donne, direi, perché questo è anche un altro suo obiettivo fisso, di donne del mondo antico, di donne mitologiche. Il primo è stato sulle discendenti del Sole, il secondo è stato su Ifigenia. Con questo io credo di aver detto tutto ciò che dovevo dire e quindi non posso che veramente ringraziare di tutto cuore la professoressa Ghedini di aver accettato il mio invito e di essere con noi qui stasera. Grazie. Grazie Margherita e grazie a tutti voi che siete presenti. Con questa presentazione posso soltanto deludervi, quindi cercherò di dare il meglio di me. Sì, quando Margherita mi ha proposto di venire qui a fare una chiacchierata, come vi ha detto lei, io sono 2 o 3 anni che lavorando intensamente su fonti e immagini, però ho lasciato un pochino diciamo, la strada della scientificità assoluta. E questo che lei mi ha chiesto, che è stata la base della mia preparazione, è l'ultimo libro serio che ho scritto, l'ultimo libro scientifico con le note che adesso mi rifiuto di fare. Ed è un libro che è il mio canto del cigno. Io lo considero il mio canto del cigno perché ho cercato di far convogliare lì tutta l'esperienza di una vita dedicata appunto alle immagini, e il libro doveva essere dedicato ai miei studenti, ai miei colleghi, a quelli che hanno seguito la mia strada e a quelli che non hanno seguito la mia strada. All'ultimo mi sono dimenticata di fare la dedica, però ogni volta che mi capita di parlarne lo sottolineo perché se questo libro esiste, e anche gli altri devo dire, è perché ho beneficiato della professione che ho fatto, cioè vale a dire docente, perché la mia testa pensante sono state per anni i miei studenti, i miei laureandi, i miei giovani laureati, i miei giovani colleghi, perché si tende, non so se è capitato anche a te Margherita, man mano che si va avanti a sclerotizzare un pochino la propria ricerca, si è trovata una strada, e i giovani che mettono in discussione quello che tu fai, quello che tu dici, sono appunto cervello pensante. In pensione, senza più cervello pensante, ho tirato i remi in barca.
Allora, comunicare attraverso le immagini. Il libro nasce da due esigenze, come avevo detto, da fare il punto sugli studi di iconografia, ma anche un'esigenza di retroguardia, che è quella di salvaguardare gli studi di storia dell'arte. In una società sempre più tecnologica, il mondo della storia dell'arte antica viene sempre più marginalizzato. Mancava poi che a un certo punto arrivasse anche la cancel culture che ce l'ha con l'antichità in blocco e quindi io ho ritenuto che fosse importante sottolineare come per capire il mondo antico è necessario anche capire quello che gli antichi vedevano, cioè da che cosa erano circondati, le immagini che li accompagnavano nelle case, nelle strade, nelle tombe, nelle piazze, nei giardini e che quindi contribuivano a creare quella cultura comune condivisa che è la base, che è stata la base della società romana. Allora, io mi sono dedicata in questo libro e nella conversazione che faremo oggi a due ambiti, cioè soltanto all'ambito privato e funerario. L'ambito pubblico aveva avuto una pubblicazione di grande spessore che è il libro pubblicato da Tonio Hölscher, che è qua scritto, eccolo qua, che è stato ed è uno dei più grandi archeologi viventi, che aveva pubblicato nel, mi pare 2020, cioè 2 o 3 anni prima che io pubblicassi questo, Visual Power, che per fortuna hanno tradotto in italiano perché è talmente difficile che quando l'ho letto in inglese ci ho messo praticamente 2 mesi, però l'hanno tradotto in italiano e adesso è un libro che merita di essere letto perché fa un po' il lavoro che ho fatto io per le immagini nell'ambito privato, ma lui lo fa nell'ambito pubblico, quindi santuari, quindi teatri, quindi fori, eccetera. Ho diviso la mia chiacchierata in 2 parti. Nella prima parte cercherò di illustrare come si forma un'immagine, ma non un'immagine iconica, ma un'immagine narrativa. Cioè ho distinto fra l'immagine iconica e una statua, l'immagine narrativa è quella che racconta un fatto. E l'ho guardata prima dal punto di vista dell'artigiano e del committente, cioè come viene costruita un'immagine narrativa, e poi nella seconda parte l'ho guardata dal punto di vista del fruitore, cioè di chi guarda. Nella prima parte mi sono concentrata sulle immagini, nella seconda parte invece mi sono concentrata sulle fonti. Allora, le parole chiave di questa chiacchierata sono narrazione, cultura condivisa e codici interpretativi. La narrazione vuol dire, cioè nella narrazione io ho cercato di capire appunto come si costruisce un'immagine narrativa. Allora voi sapete che il mondo antico e anche il mondo attuale ha 2 grandi filoni per costruire i racconti. Uno è la parola può essere parlata, cantata, recitata e scritta, e uno invece è il mondo delle immagini. Attraverso la, diciamo, compenetrazione di questi 2 mondi si crea quella che è la cultura condivisa che si forma attraverso la trasmissione orale, prima di tutto appunto il racconto. Pensate che quello che vi farò vedere gli antichi lo sentivano fin da bambini, perché se noi raccontiamo la favola di Cappuccetto Rosso, che non so più se sia di moda, ma insomma quando ero piccola io era di moda, avevamo in mente tutta la storia. Loro invece si raccontavano la guerra di Troia, piuttosto che Narciso, la fonte, piuttosto che Adone e Afrodite, quindi si raccontavano quei miti che noi dobbiamo cercare di decodificare, quindi trasmissione orale, le favole, le recitazioni, i canti, eccetera. La cultura letteraria per la classe colta. Non tutti le sapevano leggere e lo vedremo anche vedendo, diciamo, illustrando alcune immagini. La cultura letteraria era necessaria per stabilire determinati legami. Poi c'era lo spettacolo, a teatro andavano più o meno tutti, quindi quello era un modo per, diciamo, allargare la base di conoscenza di determinati miti. E attraverso questa conoscenza si stabilivano dei codici interpretativi, cioè
la condivisione della cultura portava alla conoscenza delle convenzioni che venivano usate per definire i personaggi. Allora, io non so a voi, a me è capitato una volta, io ho fatto l'iconografa tutta la vita, una volta mi è capitato di entrare a una bellissima mostra al Quirinale sul 600 genovese, che era dedicata all'arte sacra. Io di arte sacra so poco o niente. Se non leggevo le didascalie e non chiedevo a qualcuno lumi, non riconoscevo i personaggi. Perché? Perché non avevo i codici interpretativi, e penso che questo capiti anche a voi, ma pensiamo all'arte maya piuttosto che all'arte giapponese. Non abbiamo allora possiamo ammirare l'opera, ma non capiamo cosa vuol dire. Quindi noi, per capire quello che vogliono dire le immagini, dobbiamo cercare di impadronirci di questi codici interpretativi. Allora, comincio con fare una brevissima carrellata su come si sviluppa l'arte. Vi accorgerete che io adopero anche molto spesso i manufatti romani, ma dal punto di vista della creazione dell'immagine e della narrazione mi riferisco quasi esclusivamente al mondo greco, perché il mondo greco aveva inventato tutto, aveva trovato tutto, aveva studiato. Infatti l'arte greca ti accorgi che procede come un pendolo, diceva Pollit, perché va avanti e indietro, ma va sempre alla ricerca di qualcosa. Comincia con la raffigurazione della statua isolata, poi la statua comincia a muoversi, il volto comincia a avere delle espressioni, quindi questo il processo è lo stesso anche per il mondo della narrazione. Le prime attestazioni figurative, dimenticatevi l'arte minoico-micenea, che era un'arte gloriosa, felice, piena di luci, di colori, eccetera. Col crollo della potenza minoico-micenea, siamo intorno al 1200, 1300, 1200, 1100, inizia quello che si chiama Medioevo ellenico, dove l'immagine, la figura umana scompare. Ricomincia a comparire con il geometrico, il medio geometrico, il tardo geometrico, in forme molto diciamo, relative che non siamo capaci di interpretare, una figuretta di un uomo, un cavallo, eccetera, in totale assenza di ambientazione. Cominciano a diventare più complesse le raffigurazioni con il VI-V secolo, dove le scene sono narrative e sono ispirate all'epos e al mito. Ma ancora, e questo è un dato a cui tengo molto, non c'è ambientazione, cioè non c'è una struttura. Se noi guardiamo anche questi quadri, c'è un ambiente, sono all'interno, ci sono delle colonne, eccetera. In genere, fra VI e V secolo, soprattutto nel mondo attico, ci si limita a un cespuglio, una roccia per indicare che sei fuori, uno sgabello, una corona o una colonna per indicare che sei dentro. E vi ho portato Platone perché mi ha molto colpito, perché mi domandavo, ma come i greci che hanno questa sensibilità anche per la natura, eccetera, perché non rappresentano fra VI e V secolo la natura? Perché la natura, dice Platone, la campagna e gli alberi non consentono di imparare niente, ma solo gli uomini nella città. Cioè per la Grecia è l'uomo il centro della sua riflessione e non il contesto. Poi invece il paesaggio comincia a fermarsi fra IV e I secolo a.C. e poi diventa addirittura predominante. Allora, per capire la narrazione per immagini, ho provato a proporre una classificazione che ha diviso il mondo delle immagini in due grandi categorie, le immagini monosceniche e le immagini plurisceniche. Cioè l'immagine monoscenica a sua volta può essere divisa fra immagine istantanea e immagine policronica. L'immagine istantanea è un fermo immagine, semplicemente tu fai uno scatto fotografico, c'è il personaggio, c'è il contesto e non c'è altro. Molto più interessante e complessa, e lì ci soffermeremo, è l'immagine policronica o compendiaria.
Allora, vediamo due immagini monosceniche istantanee, finalmente vi tiro fuori qualche immagine. L'immagine, allora, se noi guardiamo sulla destra, ecco, vedete che senza i codici interpretativi, se non c'è il mediatore culturale che anche gli antichi usavano, è impossibile comprendere. Sulla destra noi vediamo una donna che sta trafiggendo un giovanetto sul letto. Questo è uno dei miti più truci del mondo greco, che è Procne che uccide il figlio Itis e non contenta di averlo ucciso, poi lo smembra e lo dà da mangiare al padre. Ecco, ogni tanto queste cose, questi miti greci hanno queste connotazioni. Sulla sinistra, forse è più facile da arrivarci, vediamo un eroe greco che infligge una spada sul terreno e su quella spada poi si getterà. Quali sono gli indicatori che ci consentono di riconoscere questo eroe? L'indicatore principale sono queste armi che sono poste sulla destra. Allora voi probabilmente ricordate, o forse se non ricordate comunque avete idea del grande epos omerico. Nell'epos omerico a un certo punto c'è un episodio che è molto importante ed è l'episodio della contesa fra Ulisse e Aiace per le armi di Achille. Aiace pretende che siano date a lui perché era oggettivamente il più forte degli eroi dopo Achille, che era morto per la freccia scagliata da Paride guidato da Apollo. Queste armi però le voleva anche Ulisse. E Omero ci racconta che Ulisse, con la sua facondia, riesce a conquistare l'esercito che assegna a lui le armi. E Aiace non può sopportare questa offesa e si suicida, gettandosi su una spada infissa nel terreno. Quindi vedete che ci vogliono i codici interpretativi, ci vuole la conoscenza della letteratura, perché se uno non ha letto Omero che racconta questo episodio, non riesce a decodificare questa immagine. Molto più complicate, come vi dicevo, sono le monosceniche policroniche. E qui ne abbiamo due. Ne abbiamo due che sono datati su due, una è una coppa laconica della metà del VI secolo e l'altra è un'anfora attica del 510 a.C. e sono due scene molto diverse. Sulla sinistra, secondo me, questa forse la riconoscete da memorie scolastiche. C'è seduto un gigante che tiene in mano le gambe, due pezzi umani, e davanti a lui ci sono 4 guerrieri, il primo dei quali gli offre una coppa. È chiaro che il gigante, i 4 guerrieri che tengono un palo e glielo stanno conficcando nell'occhio, questo è determinante, ovviamente è il ciclope Ma perché dico che non è un'immagine fotografica? Perché ci sono una serie di elementi che ci fanno capire che in questa immagine sono stati condensati momenti diversi. Com'è la storia? Il ciclope sta uccidendo, smembrando e mangiando i compagni di Ulisse, quando Ulisse ha il colpo di genio, dice lo facciamo ubriacare e gli offre la coppa di vino, lui si ubriaca e a quel punto lo accecano. Qui abbiamo il riferimento al momento in cui lui smembrava i compagni di Ulisse, al momento in cui beve, al momento in cui viene trafitto. Immagine policronica, 3 scene in una sola. Tralascio questa che è un pochino più complicata e vi presento una di cui sono molto fiera e che forse è un po' più narrativa e un po' più discorsiva rispetto a quello che ho fatto fino adesso. Verso aprile-maggio dell'anno scorso, durante gli scavi di Pompei, gli scavi nuovi, quelli dell'isola dei Casti Amanti, emerge su una parete questa pittura. Il direttore Gabriel Zuchtriegel gentilmente mi telefona e mi dice la vuoi studiare? Dico sì, la voglio studiare perché ovviamente sappiamo tutti la curiosità che abbiamo soprattutto sulle cose nuove, perché un conto è esercitarsi su quelle già studiate da altri, un conto è fare le cose nuove. Però devo dire la verità, sono rimasta un po' in difficoltà.
E il colpo di fortuna è stato che stavo lavorando su Ifigenia, perché sennò non ci sarei mai arrivata a venire fuori. Allora, quali sono gli elementi indicatori di questa immagine? Qui c'è una sacerdotessa che sta aspergendo con un ramo di alloro un eroe seminudo, ma gli eroi maschi sono tutti sempre nudi, il quale con la testa china tiene in mano una spada e a terra, qui purtroppo la foto si vede male, ho fatto fatica anche di persona a riconoscerlo, è una cerva morta. Poi c'è una bambina che in realtà non c'entra niente con l'episodio mitologico. Allora, per arrivare alla decodificazione di questa immagine, questo è un altro processo che è importante fare, devi avere presente non solo le fonti, ma anche il repertorio iconografico, perché allora il repertorio iconografico ti aiuta, perché essendo questa un'immagine che comprime in un solo quadro 10 anni di vita dei protagonisti, bisogna riuscire a capire chi sono i protagonisti e quali sono gli elementi determinanti. Allora, la protagonista, ve lo dico subito, è Ifigenia. Ifigenia, accennato prima, Margherita è la figlia di Agamennone che viene sacrificata affinché le navi greche possano partire per Troia e durante il sacrificio la dea Artemide, che ha preteso il sacrificio, decide di salvarla e la porta in Tauride, dove Ifigenia deve svolgere il compito di sacerdotessa. Sacerdotessa il cui compito è quello di purificare i prigionieri prima che vengano uccisi. Come li purificava? Li purificava con l'alloro. E quindi ho cominciato a cercare i confronti per questa immagine ed ecco qui che abbiamo Ifigenia che purifica un prigioniero che le è stato portato da un soldato taurico di fronte a un altare. Questo prigioniero poi, lo sapete, è Oreste, che lei poi salva, eccetera. E la prima cosa che abbiamo decodificato è il gesto. Lei sta purificando Oreste, però Oreste c'ha una spada in mano, mentre qui è legato prigioniero. Oreste c'ha una spada in mano perché vuole indicare un altro episodio della loro complessa vita. E d'altronde Oreste ha la spada in mano anche in questo cratere a campana Apulo, dove lui viene purificato non da sua sorella, ma dalla Pizia, quando va a interrogare l'oracolo di Apollo. Quindi abbiamo due elementi, fratello e sorella, Ifigenia, Oreste. Ma la spada cosa vuol dire? No, scusate, vi faccio vedere anche come abbiamo riconosciuto con certezza la cerva, perché esiste a Pompei un altro affresco che però è perduto ed era noto solo da un disegno, che però sono riuscita a trovare. Voi vedete che la scena è la stessa, mutate un po' di cose, ma qui la cerva si vede benissimo e si vede benissimo la spada. La spada di Oreste è insanguinata. Allora, vi ricordate com'è la storia? La storia è questa, e di nuovo torna all'importanza delle fonti. La spada insanguinata è insanguinata con il sangue della madre, perché Oreste, quando Agamennone torna dalla guerra, Clitennestra lo punisce, non sto a sottolineare le motivazioni che la spingono. Clitennestra, la donna dal cuore maschio, come la definisce Eschilo, è una donna fuori dal comune rispetto al modello che noi conosciamo delle donne greche. Clitennestra uccide Agamennone e quindi il figlio Oreste viene invitato da Apollo a uccidere la madre, che non è una cosa semplice. Infatti devo dire che sia Eschilo che Sofocle che Euripide, tutti e tre trattano questo episodio, sottolineano come, diciamo, è stato difficile per il figlio arrivare a questa decisione. E che sia il sangue della madre lo dimostra un'altra tradizione iconografica che mostra il momento proprio del matricidio di Oreste. Questo è Oreste che afferra la madre per un braccio e ha la spada
si vede qui. Ecco, sono sicura che questo è Oreste perché qua c'è l'iscrizione, perché ogni tanto i greci hanno avuto la buona creanza di metterci vicino le iscrizioni che ci aiutano a capire, perché sennò qualche volta faremo fatica anche noi che ci dedichiamo a questa cosa. Un'altra scena dove pure si vede la spada in mano ad Oreste è questa. Quindi noi abbiamo in questa immagine abbiamo concentrati Ifigenia in Tauride che incontra Oreste, lo purifica, dopo lo riconosce e dopo... No, prima di tutto abbiamo la cerva. Abbiamo la cerva che ricorda la sostituzione di Ifigenia al momento del sacrificio. Abbiamo lei in Tauride, abbiamo lui con la spada insanguinata che allude all'uccisione della madre. Qui ho inserito una cosa che non c'entra tanto col discorso che sto facendo, ma che è una cosa che rientra in questi studi sulla donna greca, sulla misoginia dei greci, su un atteggiamento nei confronti delle donne che è assolutamente intollerabile. E lo dico io che ho amato la Grecia, che amo la Grecia, che ritengo che la Grecia sia comunque la base della nostra cultura occidentale. Ci ha lasciato la filosofia, ci ha lasciato le scienze, ci ha lasciato l'arte, ci ha lasciato il Partenone, ci ha lasciato la storiografia, ci ha lasciato tutto quello che ha poi consentito di svilupparsi il pensiero occidentale, ma ci ha lasciato anche la misoginia. Leggiamo assieme questa cosa che, devo dire la verità, mi è capitata sott'occhio non tanto tempo fa e ancora non sono riuscita a digerirla. Nel momento in cui Oreste uccide la madre, viene poi perseguitato dalle Erinni. Allora va di nuovo da Apollo e gli dice: cosa devo fare? Dice: vai ad Atene, ti fai giudicare dall'Areopago, dove c'era appunto e lì se ti assolvono le Erinni se ne devono andare. In realtà il giudizio dell'Areopago arriva pari, ma però arriva poi a Atena e mette il suo sassolino in favore di Oreste. Perché? E ce lo spiega Apollo, cioè Eschilo lo fa dire ad Apollo con questa frase: colei che viene chiamata madre non è la genitrice del figlio, tecnutocheus, bensì la nutrice, trofos, dell'embrione appena seminato, non la genitrice, ma la nutrice dell'embrione. È il fecondatore, otroskon, che genera. Lei invece porta il seme a salvezza come una straniera nei confronti dell'ospite. Ecco, questo giustifica l'assoluzione di Oreste, che infatti non viene assolto. Ma torniamo alla nostra scena. Fino adesso abbiamo interpretato il mito sottostante a questo in una delle più belle immagini plurisceniche compendiarie che io abbia trovato nel corso delle mie ricerche. Ma poi c'è questa bambina. Chi è questa bambina? Questa bambina intanto è una presenza anomala. Nella letteratura che tratta il mito di Ifigenia ed Oreste, bambine ci sono solo alla fine della vita di Ifigenia, quando lei va a Brauron e diventa sacerdotessa di Brauron. Ma questa bambina poi ha un'aria, adesso non si vede bene, ma ha un'aria abbastanza realistica ed è vestita come erano vestite le bambine a Roma nel I secolo d.C. Quindi è una bambina vera. La spiegazione della presenza di questa bambina viene da un altro quadro che è nella stessa stanza, proprio di fronte a quello di Ifigenia ed Oreste, che, io dico la verità, guardate l'immagine centrale. Se io non l'avessi visto attaccato a una parete di Pompei, tirato fuori da un mese, io avrei pensato che era un falso. Io non conosco altre immagini di bambini con grappoli d'uva, col loro cagnolino, vestiti con questo cucullus, eccetera, con questo mantello che si chiama cucullus, e quindi ho cominciato a cercare di capire chi era questo bambino e alla fine abbiamo convenuto che probabilmente era il figlio del proprietario, raffigurato in apoteosi morto probabilmente bambino, raffigurato in apoteosi dionisiaca.
A questo punto questa bambina è la figlia del proprietario e anche questa è una cosa assolutamente straordinaria, perché non è comune nel mondo pompeiano. Ci sono ogni tanto queste inserzioni di personaggi realistici all'interno di quadri mitologici, ma una coppia di fratelli, come io ho proposto e come fino adesso nessuno mi ha dato torto, ma magari mi sbaglio, ecco, quello che voglio dire, come dicevo sempre ai miei studenti, noi lavoriamo su punte di iceberg emergenti. Domani, dopodomani o anche oggi, ma io ancora non lo so, può venire fuori qualcosa che mette in discussione tutto quello che noi abbiamo detto e che abbiamo fatto. Dal punto di vista metodologico, quello che si deve fare è fare il massimo, seguire un metodo rigoroso, proporre delle soluzioni, perché per smontare la tua soluzione, quello che la smonterà deve andare un po' più avanti e guadagnare qualcosa di più. Quindi questo secondo me è un discorso che ci tenevo a farvelo, perché trovo che questo ritratto di bambino è una cosa assolutamente straordinaria. Allora torniamo invece alle immagini. Abbiamo detto le immagini monosceniche confermo immagini monosceniche compendiarie o policroniche. Immagini plurisceniche. Ecco, le immagini plurisceniche, anche queste sono di due tipi diversi, possono essere a nuclei paratattici o nuclei liberamente distribuiti nello spazio. Io ho preso sulla destra quello più semplice, una Chilix attica che mostra le imprese di Teseo. Sono dei piccoli racconti, 1, 2, 3, e per separare un'immagine dall'altra l'espediente che viene utilizzato è quello di mettere le persone di spalle. Questo è sempre Teseo in realtà, ma volge le spalle al Teseo che afferra il toro e volge le spalle al Teseo che col brigante Scirone. Più complessa e forse più interessante è la Chilix del pittore di Cleofrade, l'idria, scusate, del pittore di Cleofrade, che raffigura la guerra di Troia. Ora, tutti i manuali mostrano sempre due immagini, che sono questa di Neottolemo che uccide Priamo, che ha appena ucciso Astianatte, che giace sulle gambe del vecchio Priamo e sta uccidendo Priamo, uccidendolo sull'altare, cioè anche questo, la blasfemia dei greci in quella tragica notte che è stata la più lunga notte della grecità, in cui hanno con l'inganno conquistato Troia, si manifesta proprio in questa idea di Cleofrade, con la scena del vecchio re e del giovane e del piccolo figlio di Ettore uccisi sull'altare, e su questa scena in cui Aiace Oileo aggredisce e violenta Cassandra aggrappata disperatamente alla statua di Atena. Quindi sono due scene terribili che però sono uno degli elementi caratterizzanti proprio la guerra di Troia. Poi ci sono altre scene, c'è i figli di Teseo che liberano la madre Etra e poi c'è questa che anche se è storta la riconoscete perché è Enea che parte con il padre sulle spalle. Quindi episodi, allora che cosa può unire queste raffigurazioni plurisceniche? O il protagonista, in questo caso Teseo, o il soggetto che è la guerra di Troia. Tutti questi episodi che Cleofrade ha messo uno in sequenza all'altro sono avvenuti, non so se contemporaneamente, probabilmente no, ma in quella tragica notte che ha segnato uno dei punti più bassi della cultura greca. Plurisceniche a nuclei liberamente distribuiti. Ecco, vi dicevo prima, ho appena accennato, che il paesaggio, il contesto, fino al IV-III secolo a.C. praticamente non esiste. Infatti voi vedete che qua c'è solo questa piccola palma che, scusate, che più che un contesto è semplicemente un'allusione sacra, e qua invece il contesto è assolutamente dominante, addirittura dominante sulla figura umana. Ma
fra le prime raffigurazioni di contesto possiamo ricordare la tomba di Filippo II, che per me non è la tomba di Filippo II, ma così è nota, a Verghina, dove c'è una scena di caccia con alberi, monti sullo sfondo, eccetera. Dopodiché l'ellenismo e il mondo romano acquisisce questo gusto per il paesaggio e nel paesaggio inserisce il racconto. Mi soffermo solo su quella a sinistra perché il tempo sta passando. Allora, inserisce il racconto che voi vedete a sinistra, anche questo, bisogna avere i codici interpretativi. Chi vediamo? Vediamo un personaggio che vola, vediamo una fanciulla legata alle rocce e poi vediamo un'altra scena che è staccata dalla prima e quindi sono due nuclei distinti. Il personaggio che vola è Perseo. Perseo che di ritorno dall'impresa dell'uccisione della Gorgone, tenendo in saccoccia la testa della Gorgone che aveva tagliato, grazie perché vola, perché gli erano state donate le ali perché doveva compiere questa impresa. Perseo ritorna e vede una fanciulla legata alla roccia e vede anche un terribile mostro in basso a sinistra che sta per aggredirla. Allora, bellissima è diciamo, la descrizione di Ovidio, qua ritorna un altro mio grande amore. Ovidio racconta che Perseo appunto vede questa fanciulla che è talmente bella che quasi si dimentica di battere le ali e sta per precipitare nel mare. Poi si risveglia e le chiede chi è, perché, eccetera, e viene a sapere che è stata esposta ed è condannata ad essere divorata dal mostro marino perché la madre, Cassiopea, aveva presuntuosamente affermato di essere più bella di tutte le Nereidi. Poseidon e gli dei del mare si erano arrabbiati e per consentire diciamo, alla sopravvivenza del reame del padre, avevano detto devi sacrificare la figlia. Qui le figlie erano a rischio perché Ifigenia sacrificata per partire per la guerra, Andromeda sacrificata perché è data in pasto al mostro marino. Comunque Perseo si innamora perdutamente di lei e questa scena sulla destra, che Ovidio descrive con grande dovizia di particolari, è la scena in cui lui, dopo aver visto la ragazza, corre a palazzo, le chiede al re la sua mano e poi torna indietro e uccide il mostro. La sposa e darà inizio a una felice dinastia. Sulla destra ce n'è un altro mito, ma lasciamo perdere, e vediamo invece questa pluriscenica, nuclei liberamente disposti, non solo in pittura, che tutto sommato è abbastanza facile, ma anche in scultura. Questo è un altro mito celeberrimo che riconoscete, perché vedete dei cavalli imbizzarriti e un giovane che precipita nelle acque dell'Eridano. È il mito di Fetonte, che anche qui di nuovo è Ovidio che è una delle fonti più straordinarie per questo episodio. Tutto parte da un litigio fra ragazzi. Fetonte ed Epafo è il figlio di Giove e di Io, stanno discutendo ed Epafo dice a Fetonte: non è vero che sei figlio del sole, è tua madre che è una donna poco seria che ti ha raccontato questa storia e che sua madre si chiamava Climene e tu sei un bastardo, nothos dicono in greco. Il ragazzo torna a casa, interroga la madre e lei si offende giustamente per la scarsa fiducia del figlio in lei e gli dice: va a chiederlo a tuo papà. Ecco, e lui parte e arriva da Elios, ecco qua la scena in cui Fetonte arriva da Elios e gli chiede la prova. Dice: voglio una prova che sei mio padre, ti chiederò qualche cosa, non puoi dirmi di no. E Fetonte, ingenuo, giura sullo Stige. Cosa gli chiede l'incosciente fanciullo? Ecco, quando io racconto questa storia o quella di Icaro, che è più o meno simile, mi vengono sempre in mente i nostri nipoti, i pronipoti, i ragazzi giovani,
nella loro incoscienza. Quei due che sono morti giocando con le moto, facendo impennare le moto, sono caduti tutti e due in dietroschiena e sono morti secchi. Quelli che corrono sui treni, eccetera. È l'incoscienza giovanile, ecco. Vorrei scrivere, lo farò se il Padre Eterno mi dà salute, qualche cosa appunto su Fetonte e Icaro, perché sono due rappresentanti di una gioventù incosciente che non è ibris, perché l'ibris è un'altra cosa, è proprio l'incoscienza, la convinzione di essere immortali. Ecco. E cosa chiede l'incosciente del Fetonte al padre che ha giurato sullo Stige e quindi non può più tirarsi indietro? Gli chiede di guidare la sua quadriga, di fare un giro, un giorno, e cioè faccio io il giro del mondo e porto io... Naturalmente i cavalli, appena lui prende le briglie, impazziscono, cominciano ad andare in alto e la terra gela, poi precipitano in basso e la terra fonde. E questo, a un certo punto, tutti gli dei vanno da Zeus e gli dicono: guarda, sta per distruggere il mondo, e quindi il Fetonte viene colpito dal fulmine di Zeus, e qui è rappresentato mentre precipita sull'Eridano. Quindi prima scena è la scena della richiesta, seconda scena è la scena della caduta, terza scena è la scena in cui Hermes va a dire a Elios: guarda che non c'è niente da fare, tuo figlio deve morire. E questa quindi è una cosa. Allora, questa è la prima parte che ho cercato di raccontarvi per la classificazione delle immagini monosceniche e plurisceniche con le sottoclassificazioni. Ma poi passiamo invece a quello che è stato, credo, forse l'apporto più originale di questa mia ultima fatica, cioè cercare di capire, di mettersi proprio dentro la testa degli antichi e di guardare i quadri, i rilievi, le statue con i loro occhi. Come potevo arrivare a questo? Beh, la risposta è abbastanza semplice: leggere le fonti, cioè mettersi nell'ottica. Quando, non so, Plutarco, faccio un esempio, descrive per esempio il momento dell'addio di Porcia, che è la moglie, a Bruto. Bruto sta partendo per Filippi, Porcia sa che non lo rivedrà mai più, perché è chiaro che dopo aver ammazzato Cesare non aveva grandi possibilità di sopravvivenza. A un certo punto sono in una villa in Campania e Porcia arriva davanti a un quadro che raffigura l'addio di Ettore a Andromaca. Ecco, in quel momento Porcia, che da brava matrona romana aveva avuto controllo delle sue emozioni fino a quel momento, scoppia in un pianto disperato. Perché? Perché Porcia guardava il quadro con gli occhi di un'antica e riconosceva la scena e capiva che l'addio di Ettore Andromaca era l'addio che lei stava dando al marito che non avrebbe più rivisto. Ora, questo vi fa capire che bisognerebbe rileggere tutta la letteratura antica, cosa che non è possibile, perlomeno che era ben al di sopra delle mie capacità, delle mie possibilità, del mio tempo. Cosa ho fatto allora? Ho scelto due categorie di scrittori che mi sembrava potessero aiutarmi di più. Ho scelto i romanzieri e i retori. I romanzieri mi danno le immagini nel loro contesto e lo sguardo dei protagonisti, poi faremo degli esempi. I retori hanno anche, diciamo, la forza di farci capire come si guarda un quadro, e quindi proviamo a vedere un attimo. Ho cominciato con i romanzieri. Anche qua ho fatto una selezione ovviamente personale, forse avrò tralasciato qualcuno di importante, ma questo ovviamente è inevitabile in qualsiasi ricerca. Ho cominciato con Petronio. Petronio, insomma, il Satiricon lo conoscete tutti, è uno di quei libri che insomma si leggono anche con grande piacere anche adesso. E Petronio che cosa mi ha dato? Mi ha dato un paio di cose interessanti. Arrivano Encolpio e gli altri arrivano a casa di questo arricchito e la prima cosa che vedono sulla porta di casa è un cane feroce.
dipinto però, non un cane vero, come noi vediamo a Pompei tantissimi mosaici o pitture che rappresentano i cani. Quindi vedono questo quadro, poi entrano nel vestibolo, vedono altre raffigurazioni che mostrano il padrone di casa coronato da fortuna e vittoria, quindi un'immagine abbastanza semplice da decodificare. Poi arrivano nel peristiglio e nel peristiglio sono raffigurate, come in tantissime case del I secolo d.C., sono raffigurate scene dell'Iliade e dell'Odissea. Encolpio, che era rozzo e ignorante, non le riconosce, perché c'erano le scritte, ma Encolpio non sapeva leggere. Allora chiede al portinaio di illuminarlo. Ecco, diciamo, rileggendo Petronio nell'ottica di capire lo sguardo degli antichi, per la prima volta mi sono accorta che quell'affermazione che ho fatto anche prima e che è parzialmente vera, della grande condivisione della cultura, non è vera del tutto, perché gli strati più modesti non riuscivano a collegare magari il racconto che avevano fatto con l'immagine. E di che cosa hanno bisogno? Hanno bisogno di un mediatore culturale. Questa cosa del mediatore culturale, che in questo caso è il portinaio che gli dice guarda quello è Ettore, guarda quello è Achille, quello è Agamennone, ecco, questa cosa del mediatore culturale la troveremo ancora lungo la nostra chiacchierata. Poi il Puleio, l'ongosofista, lasciamo stare il Xenofono. E invece mi concentrerei, ognuno di questi mi ha dato qualche cosa, per esempio alcuni nelle fattispecie Senofonte Efesio mi ha diciamo, fatto capire una linea di ricerca che noi nel mondo moderno perseguiamo abbastanza spesso, cioè quella di capire il rapporto fra decorazione e ambiente, cioè di capire se esisteva una regola non scritta per cui certi temi andavano bene nel triclinio, certi temi nel peristilio, certi temi in camera da letto. Ecco, il fatto che certi temi in camera da letto, per esempio, proprio Senofonte Efesio ci racconta che durante un amplesso il re e la regina guardavano Persio e Andromeda, il racconto d'amore di Persio e Andromeda. Quindi esisteva questa regola non scritta, che poteva essere anche disattesa ovviamente, questa regola non scritta del rapporto fra funzione dell'ambiente e decorazione, perché lo stesso Senofonte Efesio, no scusate, parlavo Eliodoro, non Senofonte, lo stesso Eliodoro racconta poi che invece nelle stanze degli uomini i soggetti dovevano essere ispirati alla vita di Elios, Dioniso, Zeus, delle grandi divinità. Questo ci dà anche un'altra informazione, che nel momento dell'amplesso il re era andato nella stanza della regina, quindi avendo case molto grandi non erano costretti a dormire assieme. Questo è un altro dato. Ma quello su cui vorrei concentrarmi invece è Achille Tazio. Achille Tazio è un romanziere del III secolo d.C., che ci fornisce varie informazioni, ma io mi sono soffermata soprattutto su due. Il dittico di Evante e poi vedremo di nuovo la scena di Procne. Allora, Leucippe e Clitofonte, che sono i due protagonisti del romanzo, si trovano a un certo punto a entrare in un tempio, nel tempio di Zeus a Pelusio, e vedono un dittico che raffigura cioè due quadri separati ma posti uno di fronte all'altro. E la descrizione che ci dà Senofonte Achille Tazio è questa. I due sono incatenati e le catene sono attaccate a una roccia e in entrambi i casi il pericolo viene da animali, quello di lui proveniente dal cielo, quello di lei dal mare. I loro liberatori sono entrambi argivi della stessa schiatta. L'uno colpisce con una freccia, l'altro combatte con il mostro marino. Ercole è rappresentato sulla terra, mentre punta l'arco, Perseo nell'aria mentre vola. Allora, lui vuole spiegare
il motivo per cui questi due quadri sono stati posti uno di fronte all'altro, che è giustificato, diciamo nell'ottica nostra un pochino tirato, però ci proprio spiega, sono messi, tutti e due sono incatenati, tutti e due sono minacciati da animali, oltretutto appartengono alla stessa schiatta. E qua faccio una piccola osservazione, perché mentre i primi confronti, le prime affermazioni sono facilmente condivisibili, Persio ed Eracle si fa fatica a recuperare il fatto che sono della stessa schiatta, bisogna avere una profonda cultura, una profonda immersione nella realtà antica. Me lo sono scritto perché continuo a dimenticarmelo anch'io, perché sono della stessa schiatta, perché Persio è papà di Elettrione, Alcmena è figlia di Elettrione e madre di Ercole, quindi praticamente Ercole è pronipote di Persio, però vi dico che bisogna avere una competenza veramente profonda, però è interessante perché è Clitofonte, che è il più colto dei due, che spiega alla futura moglie Leucippe le motivazioni di questa associazione. E di nuovo Clitofonte fa il mediatore culturale quando, entrando nello studio di un pittore, e anche questo è un dato interessante perché ci dice che non è che i pittori andavano solo nelle case, ma soprattutto i pittori su tabula avevano degli atelier come succede adesso. Cioè ci sono tutte informazioni che aprono degli orizzonti sulla società, sulla vita quotidiana, che è quello che in fondo a noi interessa recuperare. Allora, Leucippe vede un quadro composto di 2 scene in narrazione continua. Nella prima scena ci sono 3 donne, una di esse tiene in mano un drappo, nella seconda ci sono 2 donne che recano un canestro con dentro la testa di un bimbo. Poi c'è un uomo che si alza di scatto rovesciando una tavola imbandita e alla fine del quadro ci sono degli uccelli che si librano in volo sulla testa dei protagonisti. E Leucippe non capisce niente, cos'è questa storia, chi sono questi, gli uccelli, le donne, l'uomo spietato, cosa significa la storia? La storia ve la racconto in 2 minuti. Allora, ne abbiamo accennato prima quando abbiamo detto che Procne uccide il figlio, ma perché uccide il figlio? Perché Procne, che era la figlia di un re ateniese, viene data in sposa a Tereo. Tereo è un re dei Traci. Ora voi sapete che nel loro snobismo culturale i greci consideravano tutti gli stranieri persone selvagge. I Traci poi in particolare, la povera, diciamo, quando la povera Ifigenia si trova in Tauride, che è ancora oltre la Tracia, era assolutamente terrorizzata. Ma effettivamente questo Tereo dimostra la sua crudeltà, il suo essere selvaggio, perché a un certo punto Procne, vivendo in questo paese lontano da casa, anche freddo, eccetera, si era intristita e lui aveva deciso di portarle la sorella. Va ad Atene, chiede al re di Atene se può prendere la sorella per portarla in vacanza presso la moglie Procne. La sorella si chiama Filomela e il re acconsente, ma Filomela era troppo bella e la bellezza accende la lussuria di Tereo, che a un certo punto, arrivati vicini al palazzo, la porta in un bosco e in un capanno la violenta. Questa della violenza sulle donne è un discorso su cui sto lavorando molto e dopo magari semmai ne parliamo. La violenta, ma non solo la violenta, per paura che lei poi andasse a raccontare alla sorella che cosa era successo, le taglia la lingua, che così ha risolto in radice le cose. Ma Filomela, che è intelligente, aiutata da delle donne che la assistevano in questo capanno dove lui la teneva prigioniera, tesse su un drappo, eccolo qua, 3 donne, un drappo, tesse su un drappo la sua storia, la storia della violenza che ha subito. Quando alla regina viene portato questo drappo, capisce tutto, va a liberare la sorella e decide di vendicarsi del marito imbandendogli le carni del figlio, ed ecco la seconda, le 2 donne con un canestro. L'uomo, quando a un certo punto
loro arrivano col canestro, lui aveva già mangiato abbondantemente, accumulando nel suo ventre carne della sua carne, dice Ovidio, cioè si alza di scatto e le vuole uccidere. Ma a quel punto perfino gli dei si impietosiscono di questa tragedia pazzesca e trasformano i tre in tre uccelli. Filomela, a cui era stata tagliata la lingua, è trasformata in usignolo, Procne che è trasformata in una rondine che continua a tornare verso la sua casa dove ha compiuto l'efferato delitto, e Tero è trasformato in un'upupa. Quindi i romanzieri che informazioni ci danno? Abbiamo visto soggetti, struttura del quadro, l'ubicazione del quadro, la modalità dell'esposizione, la convenienza decorazione ambiente, la motivazione delle associazioni e il rapporto tra lo spettatore e il quadro. Abbiamo visto la figura del mediatore e adesso due parole proprio in chiusura sui retori, perché anche i retori ci danno moltissimo. Mi soffermo soltanto su Luciano e su due quadri di Luciano, Zeus o Antioche, Erodoto o Ezione. Mi soffermo sui quadri di Luciano, sono quelli che, questi, alcuni particolari, sono quelli che mi hanno colpito di più. La prima è che in tutti e due i quadri Luciano si pone il problema di illustrare le motivazioni per cui un quadro ha successo. E nel primo quadro dice che il quadro ha successo per l'originalità del soggetto, nel secondo perché è stato esposto per la prima volta a Olimpia. E anche questo è un dato, devo dire, veramente interessante, perché vuol dire che anche allora studiavano il percorso per diventare di moda. Se tu scegli un soggetto assolutamente unico, è chiaro che la gente si incuriosisce e vuol venire a vedere il tuo quadro. Se tu lo esponi a Olimpia, una bella mostra alle scuderie del Quirinale, fa moda. Quindi queste, diciamo, sono tutte notazioni di antropologia generica, diciamo, di sensibilità, di realtà culturale. Le altre cose che mi hanno colpito, questo solo nella famiglia dei Centauri, è l'entusiasmo con cui Luciano descrive questo quadro minuziosamente, i colori, le posizioni, le cose, eccetera. Dopodiché alla fine dice, posso farlo con conoscenza e con competenza perché l'ho visto, ma non ha visto l'originale, perché Luciano vive nel secondo secolo d.C., l'originale di Zeus era andato perduto in una dei naufragi, delle rapine dei santuari greci, quindi lui ha visto una copia. E poi aggiunge che è consapevole che è una copia. Ora, pensatevi, un critico d'arte moderno che spende 10 pagine per descrivere una copia, entusiasmandoti sul suono dei colori, eccetera. Ecco, questo ci allontana invece molto da loro. Ma il rapporto originale-copia nel mondo antico meriterebbe una lezione a parte. E poi invece la cosa interessante è la descrizione di un particolare che ritroviamo in un sarcofago. Allora, l'originalità del quadro era di aver scelto, di aver raffigurato per la prima volta non i centauri che avevano una lunghissima tradizione, ma le centauresse. E guardate questa centauressa che abbraccia il suo bambino e Luciano descrive, alcuni corrono sotto le madri, altri le abbracciano quando si inginocchiano. Ecco, veramente aveva presente sicuramente questo quadro. Ci sono poi i filostati che lasciamo stare. E a questo punto in realtà volevo farvi vedere, ecco, chiudo con questa perché penso di aver anche approfittato anche troppo della vostra pazienza. Chiudo ritornando un pochino all'inizio, cioè per vedere come, anche dopo aver sentito parlare gli antichi, come poteva essere costruito un racconto. Allora, un racconto all'interno della medesima stanza. Qui siamo nella casa del Menandro, in una delle ale, le ale sapete, sono gli ambienti che sono all'estremità dell'atrio, sono due stanze che si aprono all'estremità dell'atrio, e troviamo un racconto in pluriscenico
e un racconto su 3 quadri, ma il soggetto però è sempre quello, perché qui cosa vediamo? Qui vediamo l'ingresso del cavallo a Troia, qui vediamo Laocoonte che viene aggredito dai famosi serpenti e qui vediamo, qua lo vediamo meglio, qui vediamo un altro quadro che io ho trovato molto bello e torniamo sul discorso della violenza sulla donna, Cassandra abbracciata al simulacro di Atena e qui sulla sinistra invece una scena molto interessante che raffigura Menelao che trova la sua sposa Fedifraga e la afferra per i capelli e in realtà la vuole uccidere, ma come vedete a lei cade di dosso la veste e quando la vede era così fortunata che il tempo non aveva lasciato segni sul suo corpo bellissimo, si innamora di nuovo di lei e non la uccide. E con questo io vi ringrazio, mi scuso per la lunghezza, se ci sono domande ovviamente sono a vostra disposizione e ho finito.